Serie B-Win, tutti i colori della passione. Vietato sbagliare per Reggina e Verona nel posticipo della 38esima giornata della Serie B. Per gli Amaranto è forse l'ultima chiamata per tenere nel mirino la zona playoff. Per i veneti fondamentale vincere per sperare ancora nella promozione diretta. Breda sceglie Campagnacci e Alessio Viola come tandem d'attacco. Mandorlini senza Marecco e Maglietta deve inventarsi Abate e Ceccarelli coppia difensiva centrale, con Ferrari che invece si riprende una maglia da titolare in avanti dal primo minuto. Verona chiamata a riscattare le ultime 3 sconfitte consecutive in trasferta, dove ha raccolto la miseria di 5 punti nelle ultime 10. L'avvio è tutto comunque di Marca Veneta al 7° minuto, prende la mira della distanza Taxidis, sinistro alto comunque da parte del greco. Passano 40 secondi, gran palla in verticale di Galli per Ferrari che si lascia ipnotizzare 2 volte da Belardi, bravissimo a sbarrare la strada al numero 9 veronese. All'11° minuto si fa vedere anche la Reggina che prova ad affondare sulle corsie. Qui il pallone arriva in qualche modo a Ragusa, sceglie il tocco dentro per Alessio Viola, Rafael sbarra la strada al possibile vantaggio Amaranto. La partita rimane vibrante comunque nei primi 20 minuti con la Reggina che prende in mano l'iniziativa. Qui però ancora il Verona che prova ad alleggerire la pressione da angolo, il pallone viene accomodato sul sinistro di Taxidis, c'è sicuramente potenza, un po' meno la direzione, palla alta sopra la traversa, il greco tra i più pericolosi nella prima parte di gara. Poi solamente Reggina, qui Emerson dotato di un grande missile dalla distanza, ci prova da addirittura 35 metri, Rafael la segue con lo sguardo ma è un brivido comunque per il portiere del Verona che deve accomodarsi il pallone fuori di poco. Poi la partita si spegne perché c'è grande equilibrio soprattutto in mezzo al campo, bisogna aspettare il 41° per rivedere un tiro verso la porta e non è un granché da parte di Campagnacci. Primo tempo che si chiude sullo 0-0, il Verona non riesce ad accelerare soprattutto perché Alfredson e Gomez sono un po' fuori partita. Va fuori partita Galli per infortunio e allora Mandorlini è costretto a inserire Berrettoni e sarà un cambio decisivo. Al 50° Alfredson dopo un primo tempo anonimo scalda così il suo sinistro, va a sverniciare il palo alla destra di Belardi, da riammirare la conclusione del centrocampista islandese. Al 65° ancora il Verona che prova a farsi vedere anche da calci piazzati. Qui lo schema con Scaglia che cerca dentro Ferrari, prova all'allungo ma non riesce a trovare la deviazione alle spalle di Belardi che si arrabbia giustamente con la propria difesa. Al 68° angolo di Barilla, D'Alessandro sceglie bene il tempo dell'inserimento, non riesce però ad indirizzare il pallone verso la porta di Rafael. Al 70° altra occasione con Campagnacci che vola in cielo e Rafael è chiamato al grande riflesso con la mano di richiamo, mette il pallone in calcio d'angolo. È l'ultimo lampo nella gara di Campagnacci che lascia poi il posto a Bonazzoli. Al 76° Rizzo fra i migliori, polmone nel centrocampo Amaranto, conclusione velleitaria dalla distanza. Minuto 82, quello decisivo, quello chiave di tutto il match, con il cross messo dentro da Scaglia, buco clamoroso però di Angella che spiana la strada allo stop e tiro di Berrettoni che fulmina così Belardi. È il terzo gol stagionale per il 30enne attaccante Scuola Lazio, 58° in carriera e soprattutto terzo gol nelle ultime 5 partite, a testimonianza di un grandissimo momento di forma. È il gol che lancia in orbita il Verona di Mandorlini, pur al termine di una partita molto combattuta e molto difficile per lunghi tratti per i veneti. Vince il Verona che batte il mal di trasferta, esclude la Reggina dalla corsa playoff e soprattutto tiene il passo di Torino, Pescara e Sassuolo, il salto diretto in Serie A, insomma rimane possibile.